essere. Morandi, la Guardia di Finanza nelle sedi di Autostrade per l'Italia, sequestrati documenti, a Bologna scritta contro i Benetton, sappiamo chi è il colpevole, intanto Treviso si divide. Il Presidente della Repubblica ha annullato la sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 29 agosto in segno di lutto per il disastro di Genova e la tragedia del Parco del Pollino. Scarpette rosse e petali di fiori per l'addio a Mayla Beccarello, vittima della furia omicida del marito. Oggi funerale a Santa Maria di Sale, i familiari ti renderemo giustizia. Virus West Nile, una quindicenne friulana sarebbe stata infettata a Jesolo. Nelle scorse ore la ragazzina si era presentata alla clinica di malattie infettive di Udine per accertare l'origine di un'influenza sospetta. Tragedia nel pomeriggio a San Pietro di Spoleto, un anziano scende in un pozzetto in giardino per manutenzione ma non riesce più a risalire, nulla da fare nonostante i soccorsi. Immigrato nordafricano reagisce ad un controllo e tenta di accoltellare un agente di polizia locale a Padova, ferendolo di striscio, l'uomo arrestato. Il 22 agosto 2009 la tragedia di Falco, l'elicottero del soccorso alpino Suome è precipitato dopo aver urtato i cavi della media tensione, il ricordo di chi visse quei drammatici momenti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, parliamo del crollo del ponte Morandi, la Guardia di Finanza nelle sedi di Autostrade per l'Italia, sequestrati i documenti, a Bologna intanto appare la scritta contro i Benetton, sappiamo chi è il colpevole, e a Treviso si divide. Documenti, email, materiale informatico, tutto sotto sequestro. Stamane a varcare la soglia delle sedi di Autostrade per l'Italia a Genova, Firenze e Roma è stata la Guardia di Finanza su mandato della Procura genovese. A caccia di ogni elemento utile per approfondire le indagini sul crollo del ponte Morandi. Perché l'inchiesta va avanti, anzi accelera. Oltre alle perizie dei tecnici di autostrade e degli ingegneri del Politecnico, allegate al progetto di messa in sicurezza del ponte da avviare in autunno, a certificare lo stato del ponte Morandi ci sarebbero anche diverse segnalazioni redatte dalle aziende che lavoravano in subappalto per autostrade. Documenti preziosi per ricostruire gli ultimi giorni prima del disastro, per ora senza indagati, anche se una svolta sembra vicina. Sono giorni febbrili e anche fitti di polemiche, e nel mirino ormai da giorni c'è anche sempre il gruppo Benetton, padrone della holding Atlantia. Nella notte la scritta apparsa sulla vetrina di uno dei negozi della catena di abbigliamento a Bologna. Genova, sappiamo il nome di chi è stato, si legge nella frase vergata in rosso e accompagnata da falce e martello. È opera di Noi Resistiamo, un gruppo di estrema sinistra attivo in tutta Italia. La scritta viene fatta rimuovere, indaga la polizia, ma il gruppo su Facebook posta il messaggio chiaro. I responsabili della tragedia del ponte Morandi hanno un nome preciso ed è quello della casa Benetton, principale azionista di Autostrade, scrivono. Ancora una volta la realtà ci mostra cosa vuol dire affidare a un privato la gestione di beni e servizi di interesse pubblico, perché per un Benetton, continuano, come per un qualsiasi altro imprenditore, la massimizzazione dei profitti passa per la riduzione dei costi. Mantenimento dei profitti anche a scapito della sicurezza e della qualità dei servizi. Per concludere il messaggio con un nazionalizzazione, unica via. Già, quella nazionalizzazione che vorrebbe la parte pentastellata del governo, in contrasto ormai aperto con la Lega. E mentre il titolo Atlantia in Piazza Affari continua ad affrontare un saliscendi vertiginoso, nella Treviso, che conosce bene il nome Benetton, ci si divide. Lui aveva una concessione e doveva mantenere i patti presi con il governo. Fa bene il governo, fa molto bene il governo a voler ritirare la concessione. Io non so esattamente quali responsabilità ci sono da parte di quella famiglia e non so che pensare, più che altro la magistratura deve indagare e capire, insomma, sperando che ci sia un'indagine pulita e che venga fuori qualcosa di vero. Non è pensabile che lo Stato si lavi le mani dicendo che ha dato in concessione ai privati. I controlli devono esserci e deve esserci una compartecipazione di questo.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà presente a Venezia il prossimo 29 agosto per la serata di gala inaugurale del Festival del Cinema in segno di lutto. A seguito dei gravi eventi dolorosi di Genova e del Parco del Pollino, il Presidente riferisce una nota, ha deciso di restare in sede. Nel formulare auguri di ogni successo alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il Presidente ribadisce l'importanza del settore per l'Italia e conferma il grande apprezzamento per quanti vi operano. La strada regionale 308 del Santo rimarrà chiusa per 3 ore sabato mattina dalle 6 alle 9 tra Borgoricco e Campo San Piero per l'effettuazione di controlli da parte dei tecnici di Veneto Strade su un ponte lesionato. La chiusura è necessaria, spiega la società, per permettere le prove di carico sul ponte tra via Piovega e Borgoricco, lesionato mesi fa da un camion. Dopo i risultati delle prove da parte dei tecnici, i lavori saranno immediatamente appaltati per il restauro della trave danneggiata. Nel frattempo la circolazione resta in totale sicurezza grazie ai puntelli messi in opera dalla società stradale. Durante le attività di verifica per i veicoli provenienti da Padova vi sarà l'uscita obbligatoria a Borgoricco, per quelli provenienti da Castelfranco l'uscita sarà a Campo San Piero. Quali sono le condizioni del ponte di Vidor su cui ha richiamato ieri l'attenzione il Presidente Zaia? Siamo andati a vederlo e a capire dal sindaco che cosa ci si aspetta per questa infrastruttura. Prima la tragedia di Genova, quindi il monitoraggio urgente chiesto dal Ministero su ponti e viadotti, poi l'appello al governo del Presidente Zaia per un'infrastruttura strategica. E il ponte sul Piave, ai confini tra Pederobba, Valdobbiadene e Vidor, torna di stretta attualità. Di metterci mano si parla da tempo, il traffico d'agosto non rende l'idea del carico che queste arcate sopportano solitamente. Il sindaco di Vidor, Albino Cordiali, lavora da anni a una soluzione del problema. Essendo che ha più di 100 anni, costruite con le tecnologie di quei tempi, ora con i carichi che stanno passando sicuramente qualcosa c'è da rivedere, sicuramente da pensarci seriamente di cosa fare. Dagli ultimi dati rilevati in questo periodo, in questi mesi, si parla del 22-23% di carichi pesanti, quindi oltre 4.000 veicoli pesanti al giorno sopra il ponte. Per il comune di Vidor, per la piazza di Vidor invece ne passano circa 16.000, in circa un 18% pesanti. Nel 2015 era stato presentato da provincia e regione lo studio di fattibilità per la costruzione di una viabilità alternativa con un nuovo ponte a est, proprio a Vidor. Costo circa 40 milioni, la cifra ribadita in queste ore da Zaia. Progetto rimasto nel cassetto con la riforma delle province, ma quanto mai urgente. Ci porta a vedere il ponte dal Greto del Piave, il sindaco. All'ultima piena del fiume era addirittura stato chiuso al traffico. Guardando bene il ponte, noi vediamo che i pilastri hanno una certa consistenza, quindi molto solidi, però vediamo che lo spessore dell'arcata nel punto più alto, all'apparenza almeno mio da profano, vede benissimo che è molto debole, quindi forse questo è il punto che diciamo critico di queste arcate. Va fatto un serio intervento di manutenzione, ma lo stanziamento più consistente va destinato altrove, ribadisce il primo cittadino. Mettere mano sicuramente per la manutenzione, per mettere in sicurezza sicuramente, però se dobbiamo spendere tantissimi milioni non vale la pena, è meglio costruire un ponte nuovo che collega direttamente la SP34 e la Feltrini, tagliando fuori il paese di Vidor e anche la parte di Covolo, perché il Covolo è massacrato. Con questo sistema si può alleviare anche un po' il traffico della frazione di Bigolino di Valdobbiadene, perché anche là passa il traffico pesante e quindi si alleggerisce anche il traffico in quella zona. Sicuramente è un vantaggio per tutto il territorio. Ci spostiamo nel veneziano, scarpette rosse e petali di fiori per l'addio a Mayla Beccarello, vittima della furia omicidia del marito. Oggi a Santa Maria di Sala i familiari dal pulpito "Ti faremo giustizia". Scarpette rosse e petali di fiore a formare un delicato tappeto sul sagrato della chiesa di Santa Maria di Sala, oggi per l'addio a Mayla Beccarello, la 37enne del posto, vittima della furia omicida del marito nella sua casa di Cavarzere. Me l'ha uccisa, così sommessamente a mezza voce la mamma Marilena, in prima fila, comprensibilmente sconvolta. Con lei in chiesa l'altro figlio, il fratello di Mayla, Alessandro, vestito di nero come lo zio, seduto con i cugini e altri familiari. Nelle loro riflessioni, per voce del parroco del paese, Don Paolo Cecchetto, la rabbia verso chi ha dato la morte alla povera Mayla. Abbiamo tanta rabbia dentro
Lo sappi che tutti noi faremo di tutto perché tu abbia la giustizia che meriti. Non ci fermeremo mai, perché nessuno aveva il diritto di toglierti da noi e di togliere il tuo magnifico sorriso. Ed è sempre il parroco, ma stavolta di Cavarzere, Don Achille De Benedetti, che dal pulpito lancia il monito contro la violenza, specie di genere. Siamo tutti responsabili, dice. Il volto di una donna che sprigiona bellezza è stato macchiato di sangue. Perdonaci, Signore. Siamo responsabili in ogni violenza che distrugge i sogni di una mamma. Sulla bara di Maila, come in chiesa, fiori bianchi ovunque, gigli, rose, orchidee, simbolo di una sposa che credeva nell'amore. Toccante l'altra lettera, quella della sorella, Alice, incinta, che non se l'è sentita di partecipare ai funerali e ha affidato le parole del suo dolore a un'amica. Sempre sorridente e buona con tutti. È questo che racconterò a mio figlio di te. Ma anche di quando partivi di corsa dal corridoio per poi finire attaccata alla porta di casa tipo una scimmia, solo per prendermi in giro. Ricordi dolci e lievi per due comunità in lutto, Santa Maria di Sala, appunto, e Cavarzere, che hanno voluto ricordare Maila con le scarpette rosse, simbolo del no alla violenza sulle donne, rosse come il sangue di Maila, ennesima vittima di un amore spezzato che invece di dolcezza e protezione gli ha dato la morte. Un nuovo caso di contagio della West Nile nel Veneto orientale, stavolta ad essere colpita una ragazzina di appena 15 anni. Il contagio sembrerebbe dopo una vacanza a Jesolo. Sarebbe stata infettata a Jesolo dopo una vacanza una quindicenne friulana contagiata dal virus della febbre del Nilo. Nelle scorse ore la ragazzina si è presentata alla clinica di malattie infettive di Udine per accertare l'origine di un'influenza sospetta contratta 3 settimane prima dopo la vacanza, appunto. Ricoverata in un primo momento all'ospedale di Mestre, la quindicenne si è poi rivolta alla clinica di malattie infettive friulana per accertare l'origine del disturbo. Confermato, si trattava di West Nile. Sarebbe il 16° caso di contagio nel veneziano. Ad oggi in Veneto 105 i casi finora confermati di infezione nell'uomo dal virus West Nile. Di questi 34 si sono evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. Ad evidenziarlo il 5° bollettino diffuso dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto. E continuiamo a parlare di West Nile perché sono 7 i casi che si sono verificati nella città di Padova, dove si registra anche la morte di un uomo di 91 anni. Il comune sta mettendo in campo interventi mirati, disinfestazione anche nei fossati e saranno distribuite pastiglie nei mercati. Sentiamo. 7 interventi straordinari di disinfestazione seguiti ai 7 casi riscontrati, azioni coordinate con il tavolo dei sindaci convocato anche venerdì scorso all'ULSS. Il Comune di Padova prosegue in stretta sinergia con i territori vicini la campagna contro la diffusione del virus West Nile. Il prossimo passo, i controlli per l'apertura delle scuole. Noi in realtà ci stiamo muovendo in vari modi in tutta la città e quindi anche nelle scuole. Ovviamente stiamo seguendo il nostro programma ordinario, siamo già al 6° ciclo di interventi larvicidi, oltre a quelli nei parchi pubblici. Sta proprio iniziando oggi il 6° ciclo. Però interverremo ancora di più, intervenendo per esempio sui fossati, su cui non era previsto un programma finora, dando una nuova distribuzione di pastiglie. Il Comune nell'acquisto affiancherà i privati, nel frattempo inizieranno una serie di iniziative mirate e rivolte ai cittadini. Nel mese di luglio abbiamo cominciato a incontrare la cittadinanza a metà luglio nelle piazze, nei mercati, per fare informazione e fare distribuzione di pastiglie, ed era già previsto che lo facessimo, riprendessimo a settembre. Anticiperemo la cosa e cercheremo anche di avere un'informazione capillare porta a porta.
Continuiamo con la cronaca. Un ottantenne di San Pietro di Feletta è stato trovato oggi privo di vita dai familiari all'interno di un pozzetto in cemento la cui copertura era probabilmente stata rimossa dallo stesso per effettuare dei controlli sui sifoni delle condotte per servizi domestici. Secondo l'ipotesi più accreditata, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava nel piccolo vano e non sarebbe stato in grado di risalire né di chiamare aiuto. Meno probabile, ma in fase di verifica, anche la possibilità di una caduta accidentale. Dell'evento si stanno occupando i carabinieri. Via libera al taser. La questura di Padova da lunedì comincerà i corsi di formazione ai propri agenti, ma la pistola ad impulsi elettrici potrebbe arrivare anche al comando della municipale Padova 1A, e di stamani l'aggressione a un agente ferito con un'arma da taglio durante un controllo. Certo che la figura della polizia locale è una figura di cambiamento, ormai rischiano la propria vita ogni giorno. Come nella mattinata di mercoledì, quando un normale controllo documenti rischia di trasformarsi in tragedia. L'agente della municipale Padova 1A, insospettito dal comportamento di un uomo di 56 anni nordafricano che armeggia nei pressi del magazzino comunale munito di pinze e cacciavite, lo ferma e chiede i documenti. Di tutta risposta, l'uomo, innervosito e sentitosi minacciato, estrae il cacciavite che aveva nascosto e si getta contro l'agente, ferendolo lievemente. Ne segue la fuga in motorino e l'inseguimento da parte del comando dei vigili e dei carabinieri di Carmignano del Brenta, che beccano più tardi l'uomo e gli arnesi da scasso nella sua abitazione di Cittadella e lo arrestano. Il messaggio che deve passare è un messaggio molto chiaro. Chi invece viene a Cittadella per fare altro, forse è meglio che vada a farlo effettivamente da altre parti. I controlli continueranno in maniera molto importante, soprattutto nelle zone delicate del territorio. Ormai la polizia locale è in prima linea. Adesso vediamo un attimo il Ministero dell'Interno e secondo me siamo sulla buona strada per ottenere poi il taser. Via libera è già arrivato in alcune questure, compresa quella di Padova, dove i corsi di formazione per l'utilizzo della pistola di impulso elettrico cominceranno da lunedì. Richiedente asilo spacciava nel Moglianese a giovani anche minorenni, è stato arrestato dai carabinieri. Già conosciuto alle forze dell'ordine, ora per lui sono scattate le manette. Si tratta di un richiedente asilo, Serati Teingol, nigeriano di 26 anni, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane cedeva dosi di droga a ragazzi, tra i quali anche alcuni minorenni, soprattutto nella piazza di Mogliano Veneto. Lo scorso febbraio era già stato arrestato dai militari dell'Arma all'interno della sua stanza. Nella struttura di accoglienza di Bonisiolo era stato trovato in possesso di 250 grammi di marijuana che deteneva unitamente ad un cittadino senegalese. Le indagini hanno poi accertato che tra il marzo 2017 ed il febbraio 2018 aveva spacciato numerose dosi di stupefacente. Per questo motivo a suo carico è stato richiesto dalla Procura un provvedimento restrittivo che il GIP ha concesso e che gli investigatori di Mogliano hanno eseguito ieri mattina a Padova, dove il soggetto si era trasferito e dove era sottoposto all'obbligo di firma. È finito in manette un richiedente asilo ospitato nel centro di accoglienza di Cona. Il 24enne nigeriano ha aggredito i carabinieri durante un controllo. Lo hanno fermato per un controllo a Caorle ed ha aggredito i carabinieri. Così è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un nigeriano di 24 anni. Il giovane richiedente asilo ospitato presso il centro di accoglienza di Cona era stato segnalato dopo aver tenuto una condotta aggressiva nei confronti del personale della locale azienda di trasporti. Dopo aver ricevuto la segnalazione in tal senso dalla stazione dei Pullman di Caorle, i militari dell'Arma lo hanno fermato ed hanno chiesto i documenti. Lui ha fatto intendere di non capire la lingua italiana. Quando i carabinieri hanno avanzato la richiesta in inglese, il nigeriano si è spazientito ed ha cercato di colpire con un calcio uno dei componenti della pattuglia. Bloccato dai colleghi, è stato condotto in caserma. In arresto il 24enne, ora è in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Ci spostiamo nel Vicentino, blitz antispaccio in Campo Marzo tra 3 i cittadini stranieri regolari con precedenti penali espulsi, sequestrata marijuana e hashish. Noi dopo il maxi controllo siamo tornati a vedere.
195 persone identificate, 3 gli arrestati, 6 denunciati, 3 quelli accompagnati al centro permanente per il rimpatrio di Torino, tutti con precedenti penali, 2 i fogli di via obbligatori, sequestrati 186 grammi di stupefacenti più il maxi sequestro di 21 kg di hashish in un'operazione congiunta di varie squadre mobili, compresa quella di Vicenza. Questi i numeri di quelle che sono state ribattezzate come le 48 ore di legalità, iniziate nel pomeriggio di martedì e conclusesi nella serata di mercoledì e che hanno visto Campomarzo al setaccio. Un'operazione di prevenzione e repressione, una risposta alla richiesta continua di sicurezza in quest'area. Se c'è preoccupazione, premura sul tema della sicurezza, io posso solo dire che qui noi ci impegneremo ogni giorno sempre di più. Il cittadino ha il diritto di vedere i poliziotti in strada, ha il diritto di poterli chiamare, di chiedere soccorso e di essere rassicurati anche solo dalla loro presenza. Sicurezza che oggi a Vicenza si declina anche attraverso il servizio della polizia in bicicletta e nelle prossime ore con il ritorno anche del servizio di polizia in motocicletta con 2 quelli in dotazione. Siamo tornati a Campomarzo il giorno dopo però. L'effetto blitz sembra essere svanito o meglio non esserci stato. Sotto i nostri occhi lo scambio denaro stupefacente, i bivacchi, il non rispetto delle regole anche le più banali come il non andare in bicicletta, ovunque per terra vetri di bottiglie rotte, lattine e siringhe monouso ai piedi degli alberi. Unica isola felice il parco giochi recintato con tanto di custode e per entrare bisogna suonare, per arrivarci bisogna passare però per Campomarzo. Ci sono sempre queste persone che spacciano droga, si vede, cioè non è una cosa che è nascosta. Io come mamma ho paura, non mi è capitato che qualcuno mi colpisse o una cosa del genere, però mi hanno proposto, cioè non puoi neanche superare. Si muovono in gruppetti, vanno e vengono in bicicletta e nonostante i controlli costanti la loro presenza non diminuisce. L'80-90% delle persone controllate era regolare, aveva titolo a stare sul territorio nazionale. Il permesso umanitario in tasca o il ricorso per ottenere il permesso di soggiorno gli consente di rimanere sul nostro territorio, anche se per vivere magari spacciano. Il 22 agosto 2009 la tragedia di Falco, l'elicottero del soccorso alpino e Suem è precipitato dopo aver urtato i cavi della media tensione. Oggi pomeriggio è la cerimonia per ricordare i 4 operatori morti cercando di salvare delle vite. Quell'elicottero a terra è il simbolo senza fine di una tragedia. Le immagini che non si cancellano come non si cancella la memoria di 4 vite perse. 4 vite perse in missione. Dario De Felip, Fabrizio Spaziani, Marco Zago, Stefano da Forno. 22 agosto 2009, 22 agosto 2018. 9 anni da quando Falco cadeva giù, portandosi via le vite degli operatori di soccorso in missione. Tremendo paradosso. Vite perse cercando di salvare vite. Impossibile dimenticare per chi allora lavorava fianco a fianco con quei ragazzi. 9 anni che sembrano ieri e allora vale ricordarli davvero con il cuore, con tutta la passione che è possibile mettere nel ricordo, se questo ovviamente è autentico, come penso sia autentico in tutta la comunità della montagna. Il maledetto 22 agosto 2009, quando l'elicottero urta i cavi della media tensione nei pressi di Rio Gere a Cortina e in un attimo è tragedia. Quel giorno un violento temporale su Cortina aveva provocato una frana in una zona piena di escursionisti. La segnalazione era arrivata al Suem, ma c'era il rischio che qualcuno fosse stato travolto. L'elicottero si era alzato, dopo una prima ricognizione aveva fatto scendere un infermiere per aiutare alcune persone in difficoltà. Poi il ritorno sopra Rio Gere per vedere meglio. Fu l'ultimo volo. Ricordo la corsa fatta con l'automobile per salire verso Cortina e ricordo quando abbiamo scaricato i nostri ragazzi dall'elicottero e purtroppo tutti i successivi tragici momenti che hanno coinvolto ovviamente nel dolore tutta la provincia ma soprattutto i familiari. Il dolore e l'inchiesta, indagini e perizie, le polemiche per quei cavi non segnalati a dovere. Dalla magistratura arrivò però un'archiviazione. Secondo la giustizia una tragica fatalità in quel 22 agosto 2009 portò alla morte i 4 del Falco, una tragedia senza colpevoli ufficiali. Questo però non ha impedito negli anni ai colleghi di combattere per un risultato. Il problema degli ostacoli al volo, che sebbene sia stata in qualche modo disciplinata a livello regionale con una legge, siamo ancora in attesa delle delibere applicative. Speriamo che la Regione possa fare un buon lavoro nei prossimi mesi, così come anche
già dichiarata dall'assessore competente Bottaccin. Oggi come ogni anno la ricorrenza di Rio Gere, mentre echeggia l'omaggio delle ultime ore firmato dal governatore Zaia. Il dolore è lo stesso di 9 anni fa, così come la gratitudine, ha scritto, e la ricorrenza diventi un monito a tutti coloro che frequentano la montagna. Rispettatela, imparate a conoscerla, non commettete imprudenze, perché ogni volta che vi trovate in difficoltà, uomini come loro salgono in cielo e rischiano la loro vita per salvare la vostra. Come Dario, Fabrizio, Marco e Stefano, che dalla loro missione non tornarono più. Siamo allo sport, un'altra medaglia internazionale per la freccia di Dosson. Davide Paoli è salito sul podio ai campionati europei di pattinaggio corsa in svolgimento a Ostende in Belgio. L'atleta della polisportiva Casera ha vinto il bronzo nei 200 metri sprint della categoria juniores, gara che dopo le sfide in pista ha inaugurato il programma tecnico della strada. Per il trevigiano, 18 anni, studente liceale del Da Vinci, anche la soddisfazione di aver realizzato il miglior tempo in assoluto nella fase di qualificazione. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo su tutto il nostro territorio, ma con i soliti disturbi sui rilievi. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi. Cielo sempre sereno, al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 31 e 34 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali possibili un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.